La presentazione dell'incontro è ad opera di Alessandro Ciriani di Lega Ambiente. Successivamente passeremo a quelli che sono i temi di questa serata, che riguardano la tutela del paesaggio nella transizione ecologica, fondamenti e criticità, a cura di Fausto Ferruzza, responsabile paesaggio di Lega Ambiente. E successivamente daremo la parola a Domenico De Vito, al professor Domenico De Vito, del Dipartimento di Lingue e Letterature, Comunicazione, Formazione e Società del Politecnico di Milano, che tratterà l'argomento riguardante il Green Deal europeo. Di cosa si tratta? Quali sono gli obiettivi, gli strumenti e i percorsi verso la transizione giusta? Staremo quindi a vedere. Quindi passo ora la parola al nostro mediatore Alessandro Ciriani di Lega Ambiente. Grazie Barbara, buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Abbiamo visto che i piani del paesaggio quali laboratorio e generatori di sviluppo dipendono fortemente dalla qualità del lavoro di redazione, oltre che dalle conoscenze specialistiche, dalla ricostruzione storica e dai saperi delle comunità che trovano il giusto spazio all'interno del piano per determinare le linee di sviluppo. Abbiamo tenuto fino a qui un approccio sempre strettamente riferito ai contenuti interni e alla necessità di aumentare, perlomeno di non far diminuire il valore del territorio nei progetti che vengono portati avanti. Abbiamo imparato anche a diffidare degli interventi alla cui base non è riconoscibile una visione prospettica oppure una partecipazione. Abbiamo anche detto che i tempi sono maturi per misurarci con questo tipo di strumento pianificatorio. Esaminati gli aspetti caratterizzanti che intervengono nelle redazioni del piano del paesaggio, dobbiamo o possiamo aggiungere qualche altra valutazione? Ci sono ulteriori elementi che possono trovare spazio in questo tipo di programmazione per aggiungere e per assicurare continuità e maggior possibilità di successo? In pratica possiamo incorporare ancora qualche ulteriore ambizione? I due interventi di oggi ci chiederanno di vedere lo strumento del piano del paesaggio dall'alto, nella loro compiutezza e nella loro coerenza in rapporto agli obiettivi fissati dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e alle azioni di contrasto ai cambiamenti climatici del New Green Deal dell'Unione Europea. I territori che partecipano attivamente per quota parte a risolvere i grandi problemi del nostro pianeta. I piani del paesaggio come l'effetto rigenerativo dato dalla loro umanità, dalla loro intelligenza, anche dalla loro equità, possono a ragione costituire la base per liberare un certo protagonismo del territorio, in questo caso direi proprio dei territori del mondo. Ecco Barbara, diciamo che possiamo dare la parola ai nostri due relatori. Certamente. Passiamo infatti adesso la parola a Fausto Ferruzza, responsabile paesaggio di Lega Ambiente. Se volete, quindi al termine poi del suo intervento, porre al professore delle domande chiarificatrici, fatelo pure, quindi e lui con piacere vi risponderà. Quindi a lei la parola. Allora, buonasera a tutti, grazie a Lega Ambiente Friuli Venezia Giulia per questo gratitissimo invito e grazie allo IAL del Friuli per l'altrettanta efficiente collaborazione e disponibilità nel mettere a disposizione le proprie competenze per questo bel ciclo di seminari. Io stasera cercherò di conciliare un ragionamento generale sulla tutela e cercherò di proiettare un esercizio di memoria rispetto a ciò che la tutela del paesaggio ha voluto dire nel nostro paese, incrociando ovviamente questa disciplina con la contemporaneità, con la sfida più drammatica che il nostro genere umano ha dovuto subire negli ultimi secoli, che è
la sfida climatica e quindi la scommessa della transizione ecologica. Vi premetto che non potrò addentrarmi nel dettaglio in ogni singolo aspetto delle due matrici che per essere affrontate in modo esaustivo avrebbero per ovvi motivi bisogno di molto più tempo, ma cercherò di suggerirvi, di lasciarvi, di sottoporvi delle suggestioni in modo tale che possiate in qualche modo essere stimolati nella, diciamo, curiosità e anche nell'approfondimento che ovviamente si potrà fare sulla base delle slide che andrò presentando. Quindi la prima, diciamo, disciplina che vi vorrei sottoporre è quella, appunto, è quello di fare l'esercizio di memoria. Da dov'è che nasce questa nostra inclinazione italiana al paesaggio, alla proverbiale sensibilità al bello, che obiettivamente c'è valsa comunemente anche nell'accezione universale, insomma, nell'immaginario collettivo nell'italiano, insomma, di idea di bel paese. Quali sono le tracce che scorgiamo nella nostra storia? In questo senso, ecco, quello che vorrei suggerirvi, ci può essere d'aiuto il medioevo dei nostri comuni, il rinascimento delle nostre città-stato, il vedutismo settecentesco. E ancora, come si è andata configurando la tutela e la pianificazione del paesaggio nel nostro paese nei 160 anni di storia dell'Italia unificata. Ecco, mi piace partire da una citazione di uno statuto del Costituto di Siena, che è dei primi del 300. Siena, come dire, è l'altra grande città-stato della Toscana, dopo Firenze ce ne sono molte altre, Lucca, Pisa, Arezzo, ma Siena è quella che ha conteso per più lungo tempo la leadership a Firenze. Ebbene, nella Carta Costituzionale dell'identità senese c'è il tema della bellezza e c'è l'idea che chi si dovrà occupare del governo della città dovrà tenere alla bellezza della città stessa non solo per diletto e allegrezza, quindi non solo per una questione, diciamo, estetico-percettiva e per il decoro della città, ma per onore, prosperità e accrescimento. E quindi qui c'è tutta l'idea un po' in nuce del marketing territoriale, cioè dell'idea che si possa fare economia nel senso sano, alto del termine, contando sulla conservazione e sulla patrimonializzazione della propria identità profonda. E mi fa molto piacere che uno dei miei maestri, il professor Magnaghi, anche la volta scorsa l'abbia citato, anch'io lo cito spesso, questo meraviglioso affresco nella Sala della Pace del Palazzo Pubblico di Siena, Gli effetti del buon governo di Ambrogio Lorenzetti. Anche questa una pittura murale del 300, quindi pochi anni dopo il Costituto. Si vede in alto a sinistra l'identità profonda, quindi in alto a sinistra, nel luogo più importante dell'affresco, il campanile e la cupola del Duomo di Siena, identità collettiva della città di Siena. Si vedono, come dire, una promessa sposa a cavallo sul cavallo bianco, le altane, le bifore, le trifore, una città piena di vita e di buon governo. Si vedono ovviamente delle fanciulle danzanti mano per mano, si vedono i commerci, i traffici nella piena trasparenza e a destra, in basso a destra, nell'area contigua delle mura, quindi segno di attraversamento ideale tra città e campagna, diciamo le cose che vengono portate dal mondo rurale, i frutti della terra, e quindi cesura non solo simbolica ma anche concreta tra un mondo che si va facendo campagna appena fuori della città. Ma io voglio anche citare Venezia, voglio citare la città dei Veneti, che nel Cinquecento con l'editto di Ignazio sostanzialmente vieta che si possa arrecare un qualsiasi danno alle acque pubbliche, che sono sostanzialmente le mura virtuali della città di Venezia, la città costruita sull'acqua.
Ecco, e il fatto che chiunque possa arrecar danno alle acque pubbliche, quindi alle mura virtuali della città, possa essere in qualche modo condannato come nemico della patria, ci fa intendere ancora una volta di quanto sia profonda l'idea percettiva del paesaggio veneziano. E quindi, come per Siena, l'idea che nell'orgoglio identitario di Venezia, città costruita sull'acqua, si costruisca il patrimonio territoriale e quindi l'identità profonda di uno Stato, di una città-Stato, come era la Repubblica di Venezia ai primi del Cinquecento. E anche qui faccio un salto di 2 secoli col canaletto. Guardate la rappresentazione, permettetemelo, maniacale dei dettagli della prospettiva di Santa Maria della Salute col canale. Siamo ai primi del Settecento, ma si vede un po' l'anticipo della grande cultura fotografica del nostro paese. Mi permetto di dire che davvero nella cultura iconografica del nostro paese non si potrebbero capire tante cose del nostro territorio nel nord e anche nel Triveneto in particolare, senza comprendere profondamente l'iconografia di Canaletto. Mi verrebbe da dire che anche certa fotografia della città contemporanea di Gabriele Basilico è figlia di questo profondo atteggiamento di restituzione pittorica, ma descrittiva fin nei minimi dettagli di quella che era la realtà della Repubblica Veneta. Ma faccio un salto e arrivo alle prime leggi veramente che normano nel nostro Stato, nella nostra diciamo idea materiale di conservazione dei beni culturali, le leggi del 39, le leggi di Bottai. Siamo in epoca fascista, siamo nel giugno del 39 e guardate, le leggi 1089 e la 1497 normeranno per decenni, fino almeno alla entrata in vigore della legge Galasso, la tutela nel nostro paese. Quindi la legge 1089 tutela le cose, guardate che come è scolpita nelle parole, le cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnografico, ma comprese le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse storico-artistico, e segna l'idea che oltre i 50 anni, ecco lì stia l'idea di storicità. È molto, come dire, discutibile come definizione, ma tant'è, la legge Bottai dice tutto ciò che è più vecchio di 50 anni merita in qualche modo la disciplina di questa presente legge. La 1497 declina la stessa attitudine, permettetemelo, molto figlia di una cultura idealista, Benedetto Croce, no? Quindi l'idea della protezione del carattere eccezionale che una commissione nel Ministero della Cultura ritrova nella sua eccezionalità. Ecco, qui tutto ciò che era rimasto esterno alla protezione della 1089 viene ricompreso nella caratterizzazione e nella definizione dei cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica, della non comune bellezza di una villa, di un giardino, di un parco e, perché no, in una bellezza panoramica il cui valore estetico viene in qualche modo sancito come opinione canonica da persone che nel Ministero danno un imprinting e quindi appongono un vincolo provvedimentale. Ma pochi anni dopo, siamo nel 46 e non metto a caso un capolavoro del cinema neorealista, il secondo film della trilogia della guerra antifascista di Roberto Rossellini, Paesà, del 46, un anno dopo Roma città aperta e 2 anni prima di Germania anno zero, la trilogia, ripeto, della guerra antifascista, la guerra, le macerie, l'iconografia delle macerie, ma anche l'idea profonda di una ricostruzione che non è solo fisica ma è anche morale. Qui il soldato Joe, l'afroamericano Joe, che incrocia e fa amicizia con lo scugnizio Pasquale, il quale scugnizio gli ha rubato le scarpe, e poi si rende conto, il soldato Joe, andandolo in qualche modo a trovare a casa in questa vecchia cava abbandonata dove vivono i derelitti, gli scampati, gli sfollati dalla guerra, dai bombardamenti,
che il piccolo Pasqualino è sostanzialmente orfano e quindi desiste dal proposito di riavere indietro le sue scarpe. Ecco, è qui e dentro queste macerie, ma anche nell'idea della ricostruzione, che sta in nuce l'idea dell'articolo 9 della nostra Carta Costituzionale. Dove ci sono macerie c'è qualcosa che vogliamo ridifendere, di cui ci vogliamo riappropriare, di cui siamo gelosi, di cui in qualche modo evochiamo la necessità, l'identità morale, l'identità profonda del nostro paese. È così, subito dopo le macerie e nell'idea, nell'anelito di una ricostruzione che non è solo fisica ma è anche morale, che si insedia la scrittura fortemente ispirata da Piero Calamandrei dell'articolo 9 della nostra Costituzione. Lo recito: la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica, ma tutela anche il paesaggio e il patrimonio storico-artistico della nazione. E dobbiamo fare un salto quasi di 40 anni per avere la legge Galasso. Ecco, la legge Galasso dà uno spartiacque per chi si occupa di tutela del paesaggio e di conservazione della natura, perché era stata concepita da Giuseppe Galasso come una sorta di legge ponte per una effettiva, cogente ed estesa attività di pianificazione del territorio. In attesa di che cosa? La legge Galasso dice: nelle more, mentre aspettiamo che le regioni pianifichino e redigano i propri piani paesaggistici, ci diamo dei criteri oggettivi per estendere la tutela all'integrità del territorio del nostro paese. E quindi difendiamo le linee, diciamo, di fascia costiera a 300 metri dalla linea di battigia, ovviamente lo stesso per i laghi, a 150 metri dalle rive ovviamente dei fiumi, difendere le montagne sopra i 1600 metri per le Alpi e sopra i 1200 metri per le catene appenniniche e per le isole, e così via discorrendo. Quindi dà un'impostazione che in qualche modo supera il criterio soggettivo della esteticità con le quali erano state concepite nel 1939 da Bottai, le leggi 1089 e 1497, prescrive criteri di tutela oggettivi ma astratti, e aree archeologiche a parte, lui storico medievista, supera però il criterio storico-artistico come criterio dirimente per giustapporre i vincoli, e quindi mira decisamente a tutelare il territorio nella sua interezza. Ecco, questo è un diciamo rivolgimento copernicano della tutela nel nostro paese, ed è molto importante anche dire che rispetto alle more abbiamo aspettato 30 anni per comprendere che si doveva arrivare a un piano paesaggistico copianificato tra regioni e Stato centrale. E siamo alla riforma del titolo quinto della Costituzione, che ovviamente prevede nel secondo comma dell'articolo 117 alla lettera S la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema, dei beni culturali come potestà esclusiva dello Stato, e invece rimanda a una legislazione concorrente, oltre che alla tutela della salute, il governo del territorio, la valorizzazione dei beni culturali e ambientali, e ovviamente in questo caso, nelle materie di legislazione concorrente, la Carta Costituzionale, così come rivista nel 2001 dalla riforma del titolo quinto, dice: ovviamente per le materie a legislazione concorrente spetta allo Stato diciamo la determinazione di principi fondamentali e alle regioni legiferare nel dettaglio. Ovviamente siamo al 2000 e col 2000 la Convenzione Europea del Paesaggio, che è stata siglata a Firenze dopo i lavori che si sono tenuti alla Petraia, alla Villa Medicea della Petraia, e siglata nel Salone dei 500 di Palazzo Vecchio il 20 ottobre del 2000. Faccio appena notare che la Convenzione Europea del Paesaggio è stata ratificata soltanto 6 anni dopo dal nostro Stato. Ovviamente è in un certo modo rivoluzionaria, e lo sottolineo con forza perché è veramente un punto spartiacque della pianificazione, della tutela del paesaggio, perché sostanzialmente dice 3 cose di natura rivoluzionaria.
intanto che il paesaggio, appunto, è come è percepito dalle popolazioni, è tutto il territorio, non una piccola parte, non soltanto i paesaggi eccellenti, i paesaggi eccezionali, i paesaggi della bellezza che vengono, come dire, dalla tradizione crociana e dalle leggi del 39, ma è tutto il territorio, quindi in un certo modo è la configurazione in divenire, in coevoluzione del territorio stesso, è l'oggetto culturale della parte percettiva del territorio stesso. Ma dice anche di più, che non c'è paesaggio senza partecipazione, cioè senza il protagonismo dei popoli e delle comunità locali che lo vivono dal di dentro, che lo animano, che lo rendono materia viva, non materia soltanto da ammirare come una cartolina. Terzo elemento rivoluzionario: la pianificazione e la tutela del paesaggio non sono contrapposti, non sono le due parti di una dicotomia. La Convenzione tenta, in altri termini, una riconciliazione tra la cultura dei vincoli e il governo delle trasformazioni sostenibili. Arriviamo finalmente al codice, che ovviamente è un po' il testo unico della materia dei beni culturali e del paesaggio, ovviamente fortemente voluto dal ministro Urbani nel 2004, ma poi aggiornato nel 2006, nel 2008 e fino all'ultima novellata del 2012. Ovviamente ha un'ambizione di rendere organica e di rimettere insieme, di integrare, aggiornare e rendere, diciamo, veramente un testo unico sulla tutela tutto il nostro patrimonio di conoscenze e di normative precedenti. Attua pienamente l'articolo 9 nei termini della tutela e della valorizzazione del patrimonio culturale, con l'intenzione di preservare la memoria della comunità nazionale e promuovere lo sviluppo della cultura. Quindi diciamo tutta la Repubblica nelle sue articolazioni, Stato, Regioni, città metropolitane, province e comuni debbono concorrere a sostenere questi obiettivi macro. E finalmente nel codice ciò che ci interessa particolarmente è l'articolo 135, che è stato molto ben spiegato dal professor Magnaghi nel precedente incontro. È evidente che siffatta premessa di tipo costituzionale ci permette di comprendere meglio adesso perché l'elaborazione di piani paesaggistici, attendendo a un principio costituente, a un principio fondamentale dell'identità repubblicana, debbono essere in qualche modo redatti congiuntamente tra il Ministero della Cultura e le singole regioni. Ecco, mi chiederete, bene Fausto, ma allora qual è la sfida che, essendo stata aperta dai piani paesaggistici, come si è vista tradurre nella realtà? Cosa è successo nel nostro paese? Ebbene, a 40 anni dalla legge Galasso, prima in ordine d'arrivo, vigenti e copianificati con il Ministero, c'è il piano paesaggistico della Puglia, poi dopo 2 mesi quello della Toscana, nel 2017 quello del Piemonte e ultimo tra quelli copianificati e perfettamente vigenti, quello ottimo del Friuli Venezia Giulia del 2018. Ce ne sono altri 2 per la verità, uno diciamo che guarda più esclusivamente al profilo costiero, al comparto costiero, fortemente voluto dal governatore allora Soru del 2006, che è quello della Sardegna, e poi il più recente del 2019, che ha subito anche una disamina della Corte Costituzionale perché non copianificato col Ministero. Comunque il Lazio era arrivato in fondo senza copianificare. Tutta questa temperie di informazioni e anche di memoria di quello che è la pianificazione e la tutela del paesaggio la voglio declinare e calare nella realtà della situazione attuale, che per la prima volta la nostra specie vive nella storia, e cioè la sfida della sopravvivenza. Ecco perché parto da delle evidenze drammatiche, e qui faccio una piccola, diciamo così, paragrafazione di quello che avverrà dopo, di quello che vi presenterò dopo. Parto da un aforisma di Einstein che poi vi spiegherò e parlerò di cultura come forse antidoto all'estinzione. Ovviamente accennerò alla tematica del Green Deal e al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza,
e poi accenno alla domanda fondamentale che in questi mesi, in queste settimane sta toccando molta della rassegna stampa che riceviamo come ambientalisti, e cioè se il paesaggio e la sfida ecologica, se la sfida climatica possano davvero postularsi come una nuova dicotomia. Parto da un'evidenza drammatica, parto dal piccolo, importantissimo istituto oceanografico di Mauna Loa, questa piccola isoletta vulcanica nello stato delle Hawaii, negli Stati Uniti d'America, in piano Pacifico, che ha il merito di segnalarci ogni anno la concentrazione di anidride carbonica in atmosfera. Ebbene, sabato 3 aprile 2021 è stato toccato il record di tutti i tempi da quando ci sono le misurazioni scientifiche, e cioè la fantasmagorica cifra di 421 parti per milione di concentrazione di CO2 in atmosfera. La comunità scientifica ci dice con altrettanta chiarezza che sostanzialmente alla quota di 480 parti per milione si potrebbero innescare meccanismi non reversibili, drammatici e non reversibili per l'abitabilità del pianeta, della nostra specie. Qui ci sono invece i dati che riguardano ovviamente le anomalie delle temperature globali e italiane. Come vedete, la situazione italiana è ancora più grave di quella globale, e ci siamo quasi già giocato tutto il plafond che gli accordi di Parigi del più 1,5 gradi centigradi rispetto al periodo preindustriale, rispetto al riscaldamento accettabile, considerato come riscaldamento accettabile. Quindi la situazione non è difficile, è drammatica, per dirla in breve. E quindi il cambiamento climatico implica desertificazione, la desertificazione implica perdita di biodiversità, e le tre cose entrano in un circolo vizioso e si autoalimentano a vicenda. Quindi riduzione delle riserve di carbonio, perdita di sostanza nutritiva e di umidità del suolo, e quindi perdita di biodiversità vuol dire anche perdita di cibo disponibile per la nostra specie, e così via. È una slide del 2008, ma è ancora attuale. I rischi di desertificazione in Italia, queste cose sono state pubblicate addirittura dalla Corte dei Conti, dall'annuario della Corte dei Conti, e come vedete ci sono amplissime aree del nostro paese, penso alla Sicilia dell'interno, alla zona del Campidano in Sardegna, ma anche alcune zone interne della Sardegna, il Tavoliere delle Puglie, e poi, permettetemelo, una piccola area del Viterbese, e persino nell'area nord qualche area proprio friulana. Ecco l'aforisma fondamentale attribuito ad Einstein. Ecco, non possiamo pensare di risolvere un problema che abbiamo in qualche modo davanti a noi con lo stesso pensiero che abbiamo usato sostanzialmente per determinare quel problema, per crearlo. Questo è un atteggiamento di grande saggezza, ed è un po' quello che ci dovrebbe muovere in questa temperie. Quindi Legambiente che cosa dice in questa fase? Dice che è ora di invertire la rotta, è ora di metterci nei panni delle generazioni future, è ora di avere consapevolezza che non c'è più tempo da perdere, è ora di assumere un altro paradigma della realtà in vista di un nuovo modello di sviluppo, ma proprio nuovo, radicalmente diverso da quello che ci ha portato alla catastrofe e anche alla pandemia. Conciliare cultura della memoria e anelito di futuro senza contrapposizioni ideologiche, confidare nell'empatia, nel buonsenso, nell'amore del prossimo, direbbe Papa Francesco. E proprio anche a lui voglio pensare quando penso che la nostra cultura umanistica, nell'idea che si metta davvero non in modo aggressivo e autoreferenziale, ma nella nostra cultura umanistica forse ci può essere la risposta laddove l'economia e la politica hanno finora fallito. Ecco, dicembre 2019, ancora prima dell'esplosione della pandemia,
il Green Deal. Ovviamente poi il relatore che mi seguirà ovviamente lo esploderà nei dettagli, ma i 10 capisaldi del Green Deal sono sostanzialmente questi: decarbonizzare l'economia al 2050, ridurre del 55% le emissioni nette al 2030, promuovere l'adozione dei piani nazionali su energia e clima in ogni singolo Stato membro e poi valutarli, promuovere l'energia rinnovabile e pulita, e su questo noi come Legambiente stiamo promuovendo le comunità energetiche, delle funzioni dal basso di comunione e di in qualche modo autoproduzione energetica rinnovabile, magari mettendo il fotovoltaico sui tetti, magari usando il micro eolico e così via. Energia rinnovabile e pulita. Promuovere, aggiungo, una strategia per un'economia circolare, ovviamente sui flussi di materia, in particolare questa misura. Adottare una nuova strategia industriale affinché tutta l'industria, a partire da quella più pesante, abbia una riconversione ecologica. Adottare una politica agricola comune basata sul principio dal produttore al consumatore, quello che si dice in inglese farm to fork, e quindi accorciare le filiere, si potrebbe dire. Adottare una strategia altrettanto importante per una mobilità intelligente e sostenibile. Adottare una nuova strategia anche per la tutela della biodiversità e promuovere finalmente le politiche di adattamento ai cambiamenti climatici per ogni Stato membro dell'Unione Europea. Scoppia la pandemia, il governo Conte 2 riesce ad agganciare un piano Marshall senza precedenti nella storia repubblicana. Dovremmo gestire entro il 31/12/2026 ben 209 miliardi di euro, e guardate la ripartizione del nostro piano di ripresa e resilienza: 68,9 miliardi di euro sono ovviamente dedicati alla rivoluzione verde e alla transizione ecologica, 46 la digitalizzazione, ovviamente 26,6 all'istruzione e alla ricerca, 27,6 alla parità di genere, alla coesione sociale e territoriale, quasi 32 miliardi alle infrastrutture per la mobilità sostenibile e 18 miliardi alla salute. È un piano che è in grossa parte un piano di prestiti, ma anche di contributi a fondo perduto, che non ha precedenti, ripeto, nella storia repubblicana. Ecco, ovviamente aggiungo un'occasione anche da non perdere e da declinare con cura, con intelligenza, con parsimonia, con saggezza. E io qui ho giusto apposto 2 slide solo per far capire dove si inserisce, in quale contesto si inserisce il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza italiano. In un quadro anche di luci che vede l'Italia, per esempio, veder fornire il proprio fabbisogno di energia elettrica al 35% contro la media dell'Unione Europea al 34% da fonti rinnovabili, quindi energia elettrica da fonti rinnovabili in Italia al 35% nel 2019 e il 34% in Europa, ma invece anche un dato, ahimè, molto negativo, che è quello del nostro parco macchine per ovviamente ogni 1000 abitanti. Noi abbiamo 1000 abitanti e 663 macchine. In Germania sono 574, in Spagna 519 e in Francia 482, a fronte del quale invece abbiamo chilometri di ferrovie per ogni 100.000 abitanti. Guardate, la Francia 41 chilometri di ferrovie ogni 100.000 abitanti, 34 in Spagna, 47 addirittura in Germania, e noi facciamo la Cenerentola di questo gruppo con soli 28 chilometri di ferrovie, di rete ferroviaria ogni 100.000 abitanti. Ecco, noi vediamo anche sinceramente molti rischi all'orizzonte, ecco, e soprattutto li abbiamo visti materializzare nei giorni scorsi. Sto pensando alla pubblicazione ufficiale dell'8 giugno 2021 al cosiddetto decreto semplificazioni o decreto legge 77 del 2021, dove obiettivamente, ecco, il rischio è che questa semplificazione non significhi per il governo deregolamentazione. Occorre trasparenza, occorrono controlli, occorre vigilare sulla legalità, perché l'esperienza ci insegna che in Italia, quando sono piovuti troppi soldi, tanti soldi, abbiamo poi
diciamo, allentato la nostra attenzione sulla moralità, sui controlli, sulla tenuta, diciamo, del profilo di eticità. Ecco. E quindi le nostre agenzie regionali per l'ambiente debbono essere, a nostro avviso, potenziate e non depotenziate. Le attività di controllo debbono essere rafforzate e non indebolite. Non solo, ma elemento cruciale, deve essere consentita la piena partecipazione della società civile ai progetti che atterreranno sui territori. Non solo, ma nell'allegato 1 ci sono anche molte opere inutili e dannose, che qui vogliono essere quasi eliminate dalla Commissione VIA, quasi fossero su dei binari di preferenza e di assoluta priorità. Il giudizio che diamo politico di questo decreto è che ci sia quasi l'idea del pensare che far partecipare i cittadini sia una perdita di tempo. È esattamente vero il contrario. I progetti fatti bene hanno tutto da guadagnare da un confronto pubblico, trasparente, che sappia in qualche modo spiegare le scelte ai cittadini, che sappia rispondere pienamente ai dubbi, alle domande, anche alle riflessioni che dal basso, bottom up, dalle comunità, dai luoghi, come direbbe il professor Alberto Magnaghi, provengono dalle aree più interne anche del nostro paese. Le conclusioni che vi voglio portare sono queste. Nel contesto di crisi climatica, sociale, economica, politica, mi verrebbe da dire anche, che stiamo vivendo, contrapporre la tutela del paesaggio al governo di quelle tante trasformazioni necessarie è profondamente sbagliato. E l'idea delle comunità energetiche semplifica proprio a livello iconografico, che è una risposta possibile, si può fare dal basso. La sfida dell'adattamento ai cambiamenti climatici è una sfida che si basa sulla qualità dei piani e dei progetti, senza scorciatoie e senza binari preferenziali. Cogliendo pienamente lo spirito della Convenzione europea del paesaggio, è con la partecipazione dei cittadini, delle comunità locali, dei luoghi, dei distretti, che si riuscirà a modellare il territorio coprogettando, cito in questo caso l'amico Moreno Baccichet, secondo le necessità del XXI secolo. La contemporaneità ci sta ponendo nuove sfide. Noi dobbiamo raccoglierle e vincerle utilizzando la via alta dello sviluppo. E ora cito ancora un'interiezione che piace molto a Moreno: Scarponi, cuore e cervello, dice lui, dico io Scarponi, cuore e sguardo aperto, perché i paesaggi bisogna percorrerli dal di dentro. E allora qualche immagine mia: qui siamo alla Petraia, qui si è siglata in questa meravigliosa villa medicea del Cinquecento la Convenzione europea del paesaggio nell'ottobre del 2000. Io, giovane auditore, c'ero, sono molto orgoglioso di aver partecipato a quei lavori come giovanissimo auditore della Lega Ambiente. E qui invece è un disastro, siamo a un disastro, siamo alla più grande cava delle Alpi Apuane, il nostro meraviglioso territorio delle Alpi Apuane, un parco regionale e Global Geopark a livello UNESCO. Il 52% della biodiversità regionale della Toscana è concentrata in questo meraviglioso parco. Ebbene, in 60 anni il prelievo del marmo ha subito questa accelerazione. In 60 anni si è passati da 5.000 tonnellate di prelievo di marmo all'anno a 5 milioni di tonnellate di prelievo all'anno. E guardate che l'80% di questo prelievo non è per il marmo statuario che ha reso celebre Michelangelo, ma è per fare carbonato di calcio, sbiancante per i prodotti dell'edilizia e per i nostri, udite udite, i nostri dentifrici. Qui siamo a Piombino, sito di interesse nazionale per le bonifiche. Ecco un'occasione di questo atterraggio del PNRR, quantomeno non finire, perché ci immaginiamo che i tempi non siano consoni con il 31/12/2026, ma almeno partire con le bonifiche che attende da troppi anni il nostro paese. Abbiamo troppi siti di interesse nazionale che attendono di essere riparati, di essere ricuciti, di essere bonificati una volta per tutte. È l'ora di iniziare. E qui siamo a Paestum, la meraviglia dell'archeologia. Noi dobbiamo preservare la nostra memoria, perché è nella cultura
e nella conservazione di questa memoria che possiamo progettare con saggezza e lungimiranza il nostro futuro. E qui chiudo con una caletta, la cala Tonnarella del Luzzo, alla riserva integrale dello Zingaro, provincia di Trapani, una delle meraviglie delle riserve integrali della Sicilia, della nostra più grande isola nel nostro paese, la prima riserva integrale di quella regione. È una meraviglia assoluta, ed è con questa meraviglia che vi voglio salutare. E prima di salutarvi vi vorrei presentare in qualche modo, per curiosità, un sondaggio che pregherei la regia di mandare in onda rispetto al fatto se siete o meno d'accordo con la proposta di modifica dell'articolo 9 della Costituzione, che è stato recentemente approvato in Commissione Affari Costituzionali in Senato, che giustappone solo un terzo comma all'articolo 9 della Costituzione e dice: la Repubblica tutela l'ambiente e l'ecosistema, protegge la biodiversità e gli animali, promuove lo sviluppo sostenibile anche nell'interesse delle future generazioni. Vi pregherei di votare e di essere sinceri, per favore. Ecco, aspettiamo un attimo i risultati del sondaggio. Ringrazio ovviamente Loyal per la collaborazione cordiale e squisita. Grazie per questo risultato e vi ringrazio davvero di cuore per l'attenzione. Ringrazio Barbara Sella, ringrazio Fulvio Raimo e se ci sono delle domande, mi pare che ce ne sia una. Da parte della dottoressa Fulvia Raimo, che le chiede appunto, in questi dati non si vede, nei dati che lei ha proiettato precedentemente, non si vede alcun effetto positivo del periodo di pandemia. Quindi gli effetti positivi per l'ambiente non ci sono stati in modo rilevante? Allora, è una domanda che mi è stata formulata spesso, devo dire soprattutto nel 2020, ma è un vantaggio che abbiamo avuto concentrato nei mesi di marzo e aprile 2020. Quando il lockdown nel nostro paese e ahimè in molti paesi d'Europa è stato davvero rigido. Dopodiché i parametri estivi e autunnali ci hanno fatto gradualmente riprecipitare nella situazione ex ante. Quindi sono stati, come era anche facile prevedere, vantaggi di breve durata, perché per permettere una diciamo inversione di tendenza avrebbero dovuto essere epocali, globali e continuativi. Il lockdown, ahimè, ovviamente per nostra fortuna, dico anche, è durato solo 2 mesi. Non so se ci sono altre domande e altrimenti vi saluto davvero di cuore. Niente. Non abbiamo altre domande a questo punto. So dei suoi impegni, quindi la saluto, la ringrazio per l'intervento. Grazie a voi, grazie a voi. Grazie a lei. E passiamo ora, diamo ora spazio al professor Domenico Vito del Dipartimento di Lingue e Letterature, Comunicazione, Formazione e Società del Politecnico di Milano. Sì, buonasera a tutti, grazie per l'invito. Mi scuso, devo fare una correzione. Io non sono attinente al Dipartimento di Lingue, faccio parte del Resilient Lab del Politecnico di Milano e collaboro con Fondazione Lombardia Ambiente, ma nessun problema. Grazie comunque per Indicare, esatto. per Il Politecnico di Milano e Lingue e Letterature, comunque è del Politecnico di Milano, benissimo. assolutamente. Però non so. Se posso condivido il mio schermo oppure chiedo al collega tecnico se... Ok, l'ha già condiviso, perfetto. Allora procedo con la mia presentazione, che sarà appunto su un inquadramento del Green New Deal anche alla luce degli accordi di Parigi. Allora, cos'è il Green Deal?
più che altro, perché il Green New Deal è stato utilizzato negli US del 7 febbraio del 2019 per dare nome a una riforma che fu portata e introdotta da Alexandria Ocasio-Cortez e Edward J. Markey nel Massachusetts per, come dire, collezionare una serie di misure che avevano, come dire, come obiettivo l'uscita dalle fossili e la limitazione dei gas serra anche in relazione agli accordi di Parigi. Proprio in relazione agli accordi di Parigi faccio una breve introduzione sul perché, insomma, si parla di Green New Deal in America e di Green Deal in Europa. Proprio perché, come appunto citava anche il collega prima, il tema del cambiamento climatico è un tema che ha preso sempre più piede sia nell'ambito internazionale, ma soprattutto nell'ambito scientifico. È famosissimo questo rapporto speciale dell'IPCC, che è il pannello di scienziati, Intergovernmental Panel on Climate Change, che stabilisce e studia lo stato del cambiamento climatico nel tempo a partire dal 1988, e in questo rapporto speciale evidenzia come ai ritmi attuali di consumo e di emissione delle risorse di emissione di gas inquinanti in atmosfera si è a rischio di un innalzamento di oltre gli 1,5 gradi della temperatura del globo. Questo oltre 2,5 gradi chiaramente determina una serie di effetti, diciamo, chiamiamo collaterali, anche se non sono collaterali perché sono relativi a un fenomeno naturale, che sono eventi meteorologici estremi, desertificazione, alluvioni, incendi. Nel caso, dalla cronaca degli ultimi anni, stiamo un po' vivendo. Quindi, insomma, questo rapporto che fu presentato nel 2014, proprio prima scusate, nel 2018, in corrispondenza della COP24 che si è tenuta a Katowice, teneva proprio a sottolineare che come dire, il riscaldamento globale deve stare all'interno di questo limite di 1,5 gradi. Il rischio qual è? Il rischio è che se andiamo fuori questo limite otteniamo chiaramente un riscaldamento globale superiore e questo determina, come dire, l'irreversibilità di alcuni fenomeni. Questa curva che vedete praticamente riassume qual è la differenza tra il prendere delle misure ora e il non prendere, tra quello che viene detto lo scenario business as usual e invece lo scenario con delle misure applicate. Vedete che già allora il verde rappresenta quello che noi correntemente stiamo facendo. E come vedete ancora non è sufficiente perché stiamo all'interno di un riscaldamento di 2,8 gradi centigradi, 3,8, c'è un margine chiaramente nella stima della valutazione. Se non facessimo niente potremmo andare a 4,1 gradi centigradi di riscaldamento. Se facessimo tutte le misure che sono contenute sia nell'accordo di Parigi sia a supporto diciamo, dalle stime degli scienziati, avremo la probabilità ancora di stare entro i 2,5 gradi. Cosa significa questo? Significa che occorre come dire, una decisione drastica e un cambio di rotta e la possibilità di arrivare ad una soglia di irreversibilità è molto alta. Chiaramente questi sono scenari che servono anche a spingere i decision maker a prendere delle decisioni e devono essere visti chiaramente con un occhio critico. Non vuole essere questo un modo per allarmare, ma un modo per rendere coscienti e capire qual è l'entità del fenomeno. E da qui appunto veniamo all'accordo di Parigi, che ho citato prima. E che cosa stabilisce l'accordo di Parigi? L'accordo di Parigi è un accordo globale segnato da 197 stati all'interno del consesso del UNFCCC, che è il framework delle Nazioni Unite che si occupa proprio di cambiamento climatico, e ha l'obiettivo proprio di
raccogliere e spingere gli stati a limitare il riscaldamento globale a 1,5 gradi. E questo cosa significa? Che entrando in vigore, almeno 55 dei paesi che rappresentano il 55% delle emissioni globali devono effettuare questo, diciamo, questo commitment, questo obiettivo, per avere la possibilità di raggiungere appunto un abbassamento delle emissioni di gas serra, per far sì che venga raggiunta la soglia degli 1,0 gradi centigradi. Come l'accordo di Parigi stabilisce questo obiettivo e come chiede decisioni? Tramite quello che vengono chiamati NDCs, ossia National Determined Contribution. E rappresentano le strategie che proprio in sede delle Nazioni Unite e in sede all'accordo di Parigi gli stati devono presentare ogni 5 anni per dimostrare che stanno in qualche modo riducendo le emissioni. Questi accordi sono accordi che vengono presi multilateralmente. Cosa significa? Che ogni Stato presenta la strategia di riduzione delle emissioni di fronte a tutti gli altri Stati, affinché appunto ci sia il mantenimento del multilateralismo e affinché appunto l'accordo di Parigi sia mantenuto globalmente. Per fare una metafora, come vedete alla sinistra, è come se i dottori, gli scienziati dicessero che per far volare una mongolfiera serve un certo peso. Quel peso, tradotto nella realtà dell'accordo di Parigi, rappresenta quello che viene chiamato il Global Stock Take, ossia l'entità massima. E allora, per raggiungere questo, diciamo, questo totale, o comunque per restare entro questa soglia totale e globale, gli stati devono mettersi d'accordo per o dimagrire, o aumentare di peso, o ridurre le emissioni, o tenerle stabili, eccetera, eccetera, affinché globalmente la mongolfiera voli, ossia che finché globalmente non si vada oltre il limite del Global Stock Take. Questa cosa è appunto una cosa che gli stati fanno ogni 5 anni. C'è una revisione, una ratifica ogni 5 anni di questi NDCs e proprio quest'anno è un anno molto importante in cui si terrà appunto la COP26 con uno stadio anche in Italia durante la pre-COP di Milano. Ed è importante proprio perché sono passati 5 anni, o meglio, nel 2020 erano passati già 5 anni, purtroppo poi c'è stata la pandemia, però proprio in relazione a questo, quest'anno che rifaranno i negoziati, ci sarà proprio la verifica di questi NDCs. Bisogna pensare anche un'altra cosa, l'accordo di Parigi è molto importante perché proprio con questo commitment così grande per mantenere la temperatura del globo entro gli 1,5 gradi, mobilita anche tante risorse a livello di mercato, tante risorse anche a livello di strumenti finanziari. Difatti, con questo accordo sono stati proprio istituiti il Green Climate Fund e l'Adaptation Fund, che sono due fondi globali atti a finanziare i progetti di mitigazione, ossia di riduzione delle emissioni, e di adattamento, ossia tutte quelle misure che a fronte, ad esempio, degli effetti del cambiamento climatico rendono possibile alle comunità di adattarsi, di reagire e di non, come dire, sopperire agli eventuali danni che sono causati. E veniamo appunto all'Europa e pian piano dall'accordo di Parigi arriviamo al Green Deal. L'Europa è uno dei, diciamo, dei blocchi geopolitici che più si è attivata per rispondere all'appello dell'accordo di Parigi. È stata sempre in prima linea sia a livello internazionale nella lotta ai cambiamenti climatici e, come dire, nel suo NDCs dovete pensare che l'Europa a livello negoziale degli accordi diciamo, a livello di UN lavora come un blocco unico e il suo NDC, cioè la sua strategia per ridurre le emissioni, ha avuto come obiettivo quello di diminuire del 40% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990. Questi obiettivi poi sono stati anche rivisti, come poi vedremo nel Green Deal, però giusto per darvi un inquadramento di come l'Europa sia in prima linea e proprio da questo commitment preso dall'accordo di Parigi nasce il Green Deal.
avanti. Eccoci qua, European Green Deal. Qua c'è un errore, si chiama Green Deal e non Green New Deal. L'European Green Deal è un grande piano europeo di come dire, lotta ai cambiamenti climatici, che segue la strategia europea 2020, che era la strategia vigente prima diciamo, del Green Deal, alla luce degli accordi di Parigi. E cosa si pone di fare? Si pone questi obiettivi di riduzione sia delle emissioni, ma anche di incentivazione delle risorse rinnovabili e del risparmio energetico. A questo l'Europa ha indirizzato il 2% del suo PIL annuale verso proprio la transizione nella direzione di una green economy, di nuove infrastrutture e anche, come vedremo, dell'economia circolare. Ecco, questo è un po' fa vedere l'escursus, cos'è importante capire e cogliere del Green Deal, che è un piano che quindi ha uno schema, ha una linea temporale e ha anche un certo budget che è allocato proprio per tutti quei progetti che favoriscono gli obiettivi del Green Deal stesso. Ecco, il Green Deal non è in realtà il solo strumento che l'Europa ha per rispondere all'accordo di Parigi, anche perché se andiamo a valutare di per sé non sarebbe completamente sufficiente a, come dire, ottenere gli obiettivi che l'accordo di Parigi si è prefissato. E difatti molti analisti come dire, alla presentazione del Green Deal hanno giudicato insufficiente lo sforzo anche in termini di percentuali di PIL dedicati a questo programma. Tuttavia bisogna dire una cosa, che la differenza la fanno anche, come dire, la società civile, gli enti locali, che in Europa hanno lo strumento del patto dei sindaci come dire, possibilità per implementare e incentivare ulteriormente la transizione energetica e la riduzione e la decarbonizzazione diciamo, del settore sia energetico che di tutti i settori produttivi. Ecco, cosa importante del Green Deal è che fa riferimento agli obiettivi sostenibili decretati dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. I Sustainable Development Goals, infatti, sono questo framework globale stabilito e sancito nello stesso anno dell'Accordo di Parigi diciamo, dalle Nazioni Unite e delineano un po' quelli che sono i traguardi da raggiungere per tutte le economie, tutti gli stati, tutte diciamo, le varie entità che concorrono appunto allo sviluppo sostenibile secondo una serie di indicatori. Ecco, la cosa importante è che questa strategia europea è fortemente collegata a questi indicatori globali e questo è una cosa chiave perché, come abbiamo visto anche per l'accordo di Parigi, è importante che ci sia sinergia e multilateralismo nel raggiungere gli obiettivi. Altra cosa importante è che il Green Deal, e noi l'abbiamo, come dire, capito anche in corso d'opera, punta molto sul tema del One Health, ossia della salute globale. Difatti, un punto chiave del Green Deal è proprio quello di proteggere la vita umana e garantire un'esistenza sicura e sostenibile sul pianeta a questa e alle future generazioni. Questo lo potete vedere anche dei documenti del primo comunicato stampa fatto a seguito del Green Deal. Ecco, questo è un po' come dire, la struttura del Green Deal, che ha vari pacchetti che vanno appunto, come dicevo, dalla transizione energetica, ma anche e soprattutto molto importante la transizione verso un'economia circolare. Adesso dico qualcosa su questo tema che è molto interessante, anche perché è un driver che contribuirà non solo a risolvere la crisi ambientale e la crisi climatica, ma anche, volendo, a dare un contributo per la crisi economica. Infatti, diciamo, nella presentazione dei documenti del Green Deal stesso, c'è una stima dei posti di lavoro creati in Europa a seguito dell'economia circolare che ammonta a 4 milioni. Insomma,
È importante cogliere questa come un'opportunità, anche cogliere questa un'opportunità di redesign di tutta la catena produttiva, secondo i principi del eco-design. Ma veniamo ancora più vicino a noi. Chiaramente il Green Deal era un programma che è stato sancito in risposta soprattutto alla crisi climatica, ma nel frattempo noi tutti abbiamo vissuto un'altra crisi, quella pandemica. E a questo punto l'Europa ha attivato ulteriori misure per, come dire, per supportare gli stati e supportare appunto la risposta a questa crisi. E appunto ha sancito il Next Generation EU, che è un grandissimo pacchetto di risposta alla crisi pandemica che va anche a rafforzare ulteriormente il Green Deal. È noto anche come Recovery Fund ed è proprio dal Recovery Fund che poi nasce anche, l'abbiamo visto prima, la proposta del PNRR. Ma vediamo un po' più in dettaglio di che cosa parla questo Green Deal. Parla chiaramente dei danni sociali e economici generati dalla crisi sanitaria e parla tuttavia anche del raggiungimento della sostenibilità ambientale e della trasformazione digitale. Ecco, qui vedete come dire, uno spaccato dei fondi allocati dal Next Generation EU, che ammontano a 750 bilioni, divisi in fondi dedicati a come dire, bandi per progetti e prestiti. Adesso, senza andare troppo nel dettaglio della struttura, quello che vorrei farvi notare e che vedete in questa immagine qui in alto a destra è che all'interno della struttura dei fondi del Next Generation EU ci sono anche forti richiami, come dicevo prima, alla transizione ecologica. C'è il Resilient EU, Rural Development e un'altra cosa molto importante, il Just Transition Fund. Perché? Perché noi adesso, anche prima, abbiamo parlato di transizione ecologica, di rinnovamento, di possibilità economiche, eccetera, eccetera, ma bisogna sempre ricordare, e lo ricorderemo poi anche alla fine, che non c'è giustizia ambientale senza giustizia sociale, ossia la transizione ecologica non deve lasciare indietro nessuno e proprio per questo deve essere una giusta transizione. E nella situazione della crisi, e appunto nel Next Generation EU, l'Europa lo riconosce bene perché appunto sancisce anche il Just Transition Fund. Ecco, ma cosa rappresenta in definitiva il Next Generation EU? Rappresenta un accordo finanziario e politico, proprio di risposta in modo resiliente alla, come dire, alla crisi pandemica. E come diciamo, abbiamo sicuramente sentito in diversi consessi, è un'opportunità che non va sprecata nella direzione, come dicevo, di una giusta transizione. Ecco, prima ho accennato il concetto, ma qua voglio ribadirlo un po' più forte. Perché? Perché è importante capire anche nel monitoraggio adesso del PNRR e di tutte le misure che sono seguite anche al Next Generation EU, che anche a livello di accordi di Parigi e di negoziati internazionali è stata sancita una dichiarazione che si chiama Dichiarazione di giusta transizione. Giusta transizione che stabilisce che appunto non c'è giustizia ambientale senza giustizia sociale e oltre la componente tecnologica, la componente come dire, economica, finanziaria della transizione ecologica che ci sono, non va scordato l'aspetto sociale e partecipativo. Questo è stato ribadito da diverse voci, primi fra tutti i sindacati che appunto parlano di giusta transizione lavoro, ma anche dal International Labour Office, ossia dall'Istituto internazionale sul lavoro, che ha stabilito proprio l'agenda del lavoro dignitoso. I lavori del futuro, come quelli che abbiamo visto relativi alla circular economy, non devono essere solo, come dire, tanti, solo remunerativi, eccetera, eccetera, ma devono essere dignitosi, ossia fatti nelle condizioni del rispetto dei diritti umani e anche, come dire, espressione delle volontà di chi lavora, cioè espressione anche di una soddisfazione professionale e personale dei lavoratori. Ecco, qua vado a concludere con alcune iniziative legate ai giovani. È un tema che, come dire, tengo molto a cuore, anche perché
parliamo di sviluppo sostenibile e sostenibilità sottende visione verso le future generazioni. Ecco, proprio in relazione al PNRR, questa iniziativa che adesso vedete nella slide rappresenta una sorta di movimento dal basso di diversi giovani che hanno cercato di dare la loro visione del PNRR in diverse sfide. Lo cito per due motivi. Uno, perché rappresenta un'iniziativa dal basso, che è importante tenere a mente quando, come dire, si implementano nuovi piani e nuove strategie, perché ogni accordo, ogni misura, eccetera, eccetera, rimane vuota se non c'è la partecipazione della società civile. Due, perché è una mobilitazione giovanile, quindi quelli che saranno i cittadini del domani, come spesso viene ricordato anche nelle Nazioni Unite, si sono attivati e hanno fatto sentire la loro voce. Ecco, vado a chiudere con, come dire, una serie, ho parlato dei problemi, ho parlato degli accordi, eccetera, eccetera. Parliamo anche di quelle che potrebbero essere delle strategie di soluzione della società civile. Come ho detto anche prima, non bastano solo non basta solo lo stanziamento di fondi, ma è importante anche che ci sia una reazione della società civile stessa. E un esempio sono, ad esempio, le nuove forme di imprenditorialità che non guardano solo al profitto economico, ma anche all'impatto sociale e ambientale. Le B Corp sono una, le società benefit, le imprese sociali. Ecco, qui questa slide solo per focalizzare su questo tipo di iniziative. Io vi ringrazio per l'attenzione, io ho finito la mia presentazione, qua vedete i miei contatti e vi lascio con una citazione come dire, di una persona a cui io spesso mi riferisco perché è come dire, una figura carismatica appunto nell'azione climatica, che è Al Gore, che insomma è stato vicepresidente degli Stati Uniti, è forte sostenitore e attivista per il clima sin dai tempi immemori, sino almeno da 10 anni. Che citò proprio in uno dei negoziati internazionali per il clima a Madrid durante la COP25 che la speranza deve essere una risorsa rinnovabile. E sebbene tutti gli scenari che abbiamo visto, tutti i problemi che abbiamo evidenziato, come dire, è importante ricordare che bisogna sempre trovare il rilancio, la speranza. E l'augurio che io faccio in chiusura è che il rilancio post-pandemico sia una speranza, che non si torni come prima, ma si torni meglio di prima. E con questo appunto ho finito. Grazie per l'attenzione. Prima di lasciarci però vediamo se c'è qualcuno interessato a porle qualche domanda, no? Abbiamo ancora del tempo e quindi se c'è qualcuno interessato a fare delle domande al professor Domenico Vito, ne approfitti ora, insomma. No. Niente, a questo punto allora passerei la parola al nostro mediatore Ciriani. Posso fare io una domanda sia a Domenico Vito che a Fausto Ferruzza. Domenico Vito ha parlato dell'economia circolare come driver che è in grado di creare 4 milioni di posti di lavoro. Sì. E come si attuano subito le politiche dell'economia circolare? Attraverso degli obblighi di legge, attraverso delle politiche precise che impongano, diciamo così, dei sistemi di economia circolare, perché attualmente l'indirizzo è quello della globalizzazione, quello dell'accentramento dei luoghi di produzione, quindi il contrario dell'economia circolare. Assolutamente d'accordo, soprattutto con quest'ultima affermazione. E le posso dire che bisogna agire su due livelli, proprio perché, o meglio, su molti livelli, ma ne cito solo due per brevità. È la transizione verso un'economia circolare, così come la transizione verso una decarbonizzazione, sono un problema sistemico e quindi non hanno un solo lato di azione. Bisogna sicuramente, soprattutto nel contesto italiano, avere un'azione sulle politiche e sulla governance. Faccio semplicemente riferimento all'end of waste, ossia creare il set di norme
che consenta di riutilizzare le materie prime e seconde, di riutilizzare i rifiuti come, come dire, risorsa per ulteriori filiere produttive, cosa che ad oggi ancora non è implementata. E poi bisogna sicuramente rinnovare anche a livello legislativo le filiere stesse, sia chiaramente riadattando dalla produzione seriale, quindi dal continuare a generare appunto per un mercato globale, a come dire, una forma più circolare e contestualizzata nel territorio. Quindi io devo creare un circuito, produco, però riciclo, con maggiore efficienza. Calo adesso sull'altra dimensione che dicevo. L'altra dimensione è quella dal basso, quella locale, quella dell'attivazione dei cittadini stessi. Molte iniziative di economia circolare che sto vedendo in giro, e anche Legambiente ne sta facendo sta facendo un ottimo progetto proprio come dire, sugli hub di riciclo, partono dai contesti locali, dal creare riciclerie di quartiere, da creare come dire, anche, non so, a Milano c'è un'iniziativa che si chiama Restarters, ossia recupera tutti gli elettrodomestici che sarebbero invece destinati come dire, alla discarica. Ecco, a volte proprio capillarmente l'iniziativa inizia dal territorio, dalla piccola ricicleria anche. Chiarissimo. Una domanda anche per Fausto Ferruzza. Prima hai parlato di comunità energetiche, hai degli esempi? Sì, allora io ho risposto nella chat pubblica, ma mi fa piacere sottolineare anche a viva voce la meravigliosa esperienza che abbiamo completato grazie ai contributi della Fondazione Col Sud a San Giovanni a Teduccio, grazie all'attività propulsiva del nostro regionale campano. Siamo nella periferia di Napoli, in una situazione anche, non nascondiamocele, non banale dal punto di vista sociale. È un progetto nato dal basso in collaborazione con la Fondazione Famiglia di Maria e con 42 famiglie del quartiere di San Giovanni. E abbiamo appena finito di installare in realtà l'impianto solare da 53 kW e per la prima volta in Italia questa energia prodotta sarà condivisa dal basso con le famiglie di questo quartiere. È un'esperienza esaltante, appena diciamo licenziata, appena portata a termine, e in segreteria nazionale ci siamo detti che ogni direzione regionale di Legambiente spinga su un territorio fertile in ciascuno dei propri territori. Noi stiamo tentando la stessa identica avventura in un quartiere periferico di Prato e so che miei omologhi, io penso che Sandro Carnielutti ve ne parlerà rapidamente anche a voi del regionale friulano, l'impegno che ci siamo dati è di farla nascere almeno una in ciascuna delle regioni diciamo in cui c'è presente Legambiente. Ovviamente sono esperienze pilota, sono delle esperienze sperimentali, ma ci fanno comprendere che si può fare, ecco, che non è soltanto narrativa, che non è soltanto teoria, ma si può fare, che partire dal basso con un grande atteggiamento volitivo, con grande speranza, è cosa che si può fare, davvero. Sì, proprio nell'ambito di questa grande progetto partecipativo in cui tutti i soggetti che vivono sul territorio sono portati sia a far presente la loro posizione, sia a portare il loro contributo, che naturalmente può essere, abbiamo capito, anche economico poi, no? Perché le comunità energetiche, no? Investono, diciamo così, su questo. Certo, assolutamente sì, è un investimento e ovviamente ci sono i contributi di una fondazione e quindi del mondo creditizio, ma che aiutano il processo, ma c'è ovviamente una incredibile capacità di coniugare diciamo impresa sociale, capacità di esercizio anche gestionale, ovviamente con tutta l'opera di facilitazione che una direzione regionale col suo comitato scientifico può dare, e le agenzie, le ESCO, che ovviamente forniscono il know-how
per procedere anche sul dare e avere con ovviamente i gestori e quindi la distribuzione di energia elettrica. Ecco, ma voglio dire, se non ci sono altre domande, io continuo ancora con un'ultima domanda. Barbara? Ecco, diciamo la domanda a tutti e due i nostri relatori. Abbiamo capito che forse manca anche un qualche supporto regolatorio, legislativo per applicare, diciamo così, questi driver dell'economia circolare o delle comunità energetiche, no? C'è la possibilità, oltre a questo, diciamo così, di poter dotare i territori, i comuni, no? Gli enti sul territorio di capacità specialistiche che sappiano dare indicazioni e suggerimenti su questi due argomenti. Non credete sia necessario che ci sia una task force di questo tipo per supportare i territori a prendere delle decisioni che non sono semplici? Non so se Domenico vuole rispondere prima lui, io fra pochi minuti vi devo salutare, non so se posso Prego, assolutamente. dire qualcosa di veloce. La domanda di Ciriani meriterebbe un altro webinar dedicato, ovviamente. Cerco di rispondere per slogan e per titoli e mi scuserete per la diciamo sinteticità con la quale cerco di rispondere alla giusta domanda di Alessandro. Allora, prima cosa, dovremmo rispetto al comparto dell'economia circolare vedere completati finalmente i decreti attuativi delle normative end of waste, perché stanno procedendo un po' a singhiozzo e invece su tutte le singole filiere materiche è necessario che vi siano come dire, certezza del diritto, trasparenza nell'interpretabilità e facilità anche di accesso alla normativa. Lo dico perché nella, diciamo, disamina spesso dell'incerto, dove c'è incertezza del diritto e dove ci sono regole, permettetemelo, un po' lunari, si insinua spesso poi il malaffare e chi tenta di interpretare a proprio modo la normativa sull'economia circolare. E in Toscana abbiamo purtroppo negli ultimi anni esempi di inchieste giudiziarie che possono fare letteratura, ma ve ne parlerò magari in un webinar specifico in un'altra occasione, di come è aggirata la legge proprio perché è interpretabile. Se i decreti attuativi della normativa end waste fosse chiara, trasparente, limpida e soprattutto di semplice decodifica, questo non accadrebbe. Sulle comunità energetiche in realtà c'è già un mondo di facilitatori, c'è già un mondo di ESCO, di agenzie che si stanno muovendo ad ampio raggio sul territorio. Quello che a mio avviso, Alessandro, manca è un'opportuna formazione delle strutture degli enti locali. Occorre, a mio avviso, traguardare e inaugurare una grande stagione formativa per gli enti locali. I funzionari devono essere più edotti, credo che si debbano, per la fase che stiamo vivendo, PNRR compreso, anche dei bandi per far entrare forze fresche, linfa vitale nella pubblica amministrazione. Nelle strutture dei comuni spesso ci sono persone magari che non hanno le conoscenze, che magari dotate anche di buona volontà, di buon senso, anche di ottime doti morali, ma non hanno le sufficienti competenze per poter applicare e poter anche aiutare il cittadino che possa in qualche modo chiedere lumi alla pubblica amministrazione più vicina a lui. Ovviamente sto parlando soprattutto dell'ente comunale, che è il primo front office, mi verrebbe da dire, dell'articolazione repubblicana rispetto alle comunità e ai cittadini. Spero di averti, sia pure in breve, risposto sugli stimoli che sono necessari mettere in campo nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Certo Fausto, grazie dell'intervento e a risentirci. Grazie, arrivederci. Grazie di tutto. Grazie, un piacere. Se posso aggiungere
Sì. Aggiungo qualcosa, Sì. ma Sì. pochissimo. Puoi aprire anche Fausto, che sicuramente... apri anche la telecamera, eccoci, perfetto. Ok. Aggiungo qualcosa, ma veramente poco, a quello che già ha detto Fausto, che è stato molto completo. Sicuramente è necessario avere, come dire, un supporto anche di capacity building rispetto agli enti locali, e questo supporto deve essere, secondo me, molto legato alla vicinanza al territorio. Quello che posso dire è che dal punto di vista delle comunità energetiche qualcosa si sta già muovendo. Per quanto riguarda l'economia circolare, l'iniziativa è molto, come dire, un'iniziativa presa da singole entità, associazioni, eccetera, eccetera. Mentre invece per quanto riguarda il sistema energetico è strutturale. Il GSE sta attivando adesso anche delle consultazioni con diversi gruppi di interesse per capire al meglio le linee guida per implementare le normative sulle comunità energetiche, per capire gli enti locali o fare, come dire, il framework normativo per questo tipo di entità. Dal punto di vista circolare, almeno per quanto riguarda l'Italia, è tutto lasciato a consorzi o a, come dire, pratiche virtuose. Lo spunto che il dottor Ciriani ha dato è fondamentale e spero che, come dire, lo possano ascoltare anche in molti tra i decisori politici, perché attivare anche progetti in questo senso, che rispondono anche ai fondi dati dal Green New Deal e dal Green Deal europeo. Il Green Deal europeo mette a disposizione moltissimi fondi proprio in questa direzione e gli enti locali potrebbero recepirli. Servono però chiaramente le progettualità, le competenze anche di programmazione. Ci sono delle altre domande, Barbara, vero? No, altre domande? No. So che è arrivata la dottoressa Deborah Del Bianco di Montagna Leader e quindi lascerei la parola quindi conclusiva a lei, Alessandro Ciriani, e alla dottoressa Deborah Del Bianco per gli ultimi saluti, quindi conclusivi di questo ciclo di seminari che insomma è stato decisamente interessante. Vabbè, abbiamo veramente spaziato molti argomenti, ci siamo chiariti le idee, non nascondiamo naturalmente le difficoltà e una certa arretratezza che c'è rispetto a un avanzamento ideale di questo sistema pianificatorio, di questo modo di agire anche nei territori, soprattutto in relazione al fatto che la disponibilità di risorse ci sarebbe nei prossimi anni, no? Quindi questi anni che abbiamo di ritardo possono essere veramente pesanti, però insomma abbiamo capito attraverso questi interventi cosa è importante e cercheremo di farlo presente naturalmente come associazione Lega Ambiente del Friuli Venezia Giulia in tutti i consessi, in tutte le posizioni, le situazioni che andremo a frequentare e a portare la nostra esperienza su questo importante argomento. Ecco, per cui io ringrazio il relatore, ringrazio Domenico Vito e lascerei la parola a Deborah Bernassi di Montagna Leader, che naturalmente è alla base di questa iniziativa e che ringrazio fortemente per l'aiuto e l'adesione che ha fornito su questo progetto. Abbiamo comunque due domande che sono arrivate da pochissimo. Allora, uno riguarda le slide, certo, le potete avere, le slide di questi 4 incontri, quindi vi verranno inviate e su questo non c'è nessun problema. Valentina Tortulli invece fa una domanda direttamente a Domenico Vito. Si sa qualcosa sulle osservazioni dell'Europa rispetto al PNRR Italia? Hanno richiesto delle modifiche? Allora, è una questione un po' complessa, nel senso che nella prima versione del piano l'Europa ha fatto alcune osservazioni, soprattutto sulla una maggior pianificazione degli investimenti prospettati
E aveva dato anche alcune indicazioni ad esempio di puntare molto sull'ecobonus. Adesso lo dico, ma non voglio, come dire, aprire un argomento ancora più ampio. Nella prima versione, quindi diciamo quella del governo Conte, l'Europa aveva dato delle indicazioni per la riprogettazione. Nella seconda versione, sicuramente molte di queste valutazioni, quindi appunto la necessità di riprogrammare bene gli investimenti, di puntare sulla digitalizzazione, sulle donne, sui giovani, eccetera, eccetera, sono rimaste, ma c'è stato l'effetto, come dire, dell'ultima ora, cioè della consegna dell'ultima ora. Intanto lo definisco così, ossia va bene, può andare bene così, anche se non è soddisfacente. Quindi l'Europa alla fine ha accettato, anche perché non c'era, cioè era poi pericoloso non accettare per entrambi, diciamo così. Grosse osservazioni invece sono venute dalla società civile. Non sto qua a dissertare sul tema, però anche la stessa Lega Ambiente e altre associazioni hanno, come dire, avanzato delle perplessità su questo PNRR. Ora, la visione sempre, come dire, che tendo a prospettare io è quella di non essere né completamente pessimisti né completamente ottimisti. Di certo, eh, avremmo potuto essere più ottimisti, cioè nel senso più contenti, ma questo significa che c'è anche più spazio per la società civile per agire in quella parte che magari la parte governativa non ha completamente coperto. Quindi mi sentirei di dire questa cosa. Per quanto riguarda l'Europa, appunto, spero di aver risposto. L'Europa voleva sottolineare di puntare su alcuni temi di chiave, quindi ok, a parte le fantomatiche riforme, eh, puntare sulle donne, sui giovani, anche sul divario nord-sud, e aveva dato anche indicazione in realtà sul mantenere in qualche modo il tema dell'ecobonus perché lo vedeva funzionale alla transizione energetica e al rispetto degli obiettivi di riduzione delle emissioni. Fine. Grazie dell'intervento, grazie della risposta che è stata esaustiva e adesso diamo la parola a Deborah Del Masso per i saluti finali. Va bene? Buonasera a tutti, sì, spero mi sentiate. Per noi come GAL Montagna Leader è stato veramente importante la collaborazione con GIAL e con Legambiente e FVG perché ci ha dato l'opportunità di attivare questi webinar, questi primi 4 momenti che sicuramente ci hanno fatto capire come il tema del territorio, del paesaggio in realtà sia molto sfaccettato e non sia solamente una questione culturale, ambientale, ma anche una questione economica, una questione legata allo sviluppo dei nostri territori, sviluppo delle zone rurali e delle aree interne, con tutte le implicazioni che sono state anche elencate prima. Sicuramente la formazione all'interno degli enti locali, soprattutto dei piccoli comuni, faccio riferimento agli interventi che mi hanno seguita, anche secondo noi diventa fondamentale e il GAL sta cercando in questo momento di affiancare le amministrazioni sia per la loro parte politica ma anche per la parte tecnica, quindi gli uffici, perché ci rendiamo conto che veramente essere vicini al territorio vuol dire anche essere proprio di servizio al territorio e sarebbe importante che queste aree riuscissero veramente ad essere pronte con dei progetti cantierabili. E queste esperienze ci fanno anche riflettere sull'importanza di creare relazioni fra le istituzioni del territorio, quindi mi riferisco anche ai relatori, e ringrazio che sono intervenuti anche nei webinar precedenti, quindi contatti con le università, contatti con le direzioni regionali, con le associazioni del territorio e non solo, quindi come anche i rappresentanti di questa sera. Per cui il nostro impegno è quello di essere un po' un'antenna sul territorio della montagna pordenonese, quindi a disposizione per raccogliere idee e insieme agli altri attori territoriali riuscire veramente ad essere pronti con dei progetti e non solo per recepire
per creare sviluppo secondo le linee innovative che ci sono state raccontate anche in queste settimane. E ringrazio a nome del Presidente del Consiglio di Amministrazione IAL FVG per l'assistenza e l'organizzazione, e il nostro socio Legambiente Regionale, insomma, che è stato un supporto veramente importante. È la fine di questo primo momento, ma sicuramente ci saranno occasioni per continuare a lavorare insieme. Grazie davvero a tutti. Ringrazio anche a tutti quanti, ringrazio per la partecipazione che è sempre stata buona durante tutti e 4 i nostri incontri, e speriamo quindi in un proseguo di seminari di questo tipo. Arrivederci a tutti e buona serata.